La Rocca di Soave rappresenta uno dei più significativi esempi difensivi medievali del nostro territorio. Le origini risalgono agli inizi del X secolo, anche se sembra che un primo baluardo fortificato fosse già presente in epoca longobarda. L'opera fu eretta per iniziativa di Berengario I, re d'Italia, per contrastare le invasioni degli Ungheri, e i primi feudatari furono i conti San Bonifacio di Verona. Essi ne ebbero possesso fino al 1226, quando il maniero passò nelle mani di Ezzelino da Romano, per diventare poi, nel 1237, proprietà della famiglia Greppi. Con l'ascesa della signoria scaligera, che stava consolidando il potere a Verona, il castello di Soave, data la sua posizione strategica, divenne un caposaldo fondamentale per l'espansione scaligera in Veneto. Fu quello un periodo di aspre battaglie, in cui il manufatto fu prima conquistato dalle truppe fiorentine alleate dei veneziani e poi ripreso da Mastino II della Scala con la perdita di oltre 400 soldati. Sotto la dominazione scaligera, il castello fu restaurato e rinforzato con la costruzione della grande cinta muraria che circonda l'abitato di Soave, imprimendo alla cittadina quell'indelebile impronta di borgo fortificato che tutt'oggi si mostra al visitatore. La successiva lotta per il mantenimento della rocca fu molto serrata, quando nel 1509 la Lega di Cambrai, al comando dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, riuscì a vincere la resistenza della fortezza, entrandone in possesso. Seguirono altre vicende sanguinose che portarono alla riconquista del castello da parte dei veneziani, non senza cruenti combattimenti dove il paese fu incendiato dai soldati tedeschi e furono massacrate 366 persone. Alla caduta della signoria scaligera, nel 1387 il castello passò prima a Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, e poi, all'inizio del 1400, ai Carraresi di Padova. Infine venne conquistato dalle truppe veneziane che ne tennero il possesso per oltre un secolo. Il contributo risolutivo alla riconquista della Rocca fu dato nel 1511 dall'insurrezione degli abitanti del borgo, capitanati dal conte Guido d'Arangone,
che prese il possesso del castello a nome della Repubblica di Venezia. Ne seguì un lungo periodo di pace e la funzione bellica del maniero decadde a fronte di una evoluzione della tecnologia militare che rendeva le alte mura non più efficaci, in quanto incapaci di resistere alla polvere da sparo e alle cannonate. Il manufatto venne perciò trascurato e declassato a fabbricato agricolo. Con i terreni annessi fu dato in gestione alla famiglia Gritti e poi da questi acquistato definitivamente nel 1696. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, in epoca napoleonica, il fabbricato, ormai decadente e in completo abbandono, fu acquistato da Antonio Cristani nel 1830 e poi, dopo le vicende risorgimentali, divenne proprietà del nipote Giulio Camuzzoni, primo sindaco di Verona dopo l'unificazione e senatore del Regno d'Italia. Fu questo un periodo di rinascita per il borgo di Soave e per il suo castello. Dal 1889 al 1897 fu intrapresa un'opera di restauro con il preciso intento di preservarne la bellezza e di riportarlo allo splendore originale, ed è così che ancora oggi si può ammirare. Il castello è un tipico manufatto militare medievale che domina dall'alto il borgo di Soave, con l'alta torre del Mastio attorno al quale si diramano le cortine murarie che separano 3 cortili interni e abbracciano, scendendo dalla collina, tutto il centro abitato. L'accesso alla rocca è posto a nord ed è munito di ponte levatoio, protetto da una torre che reca una scultura raffigurante San Giorgio. Oltre il portone d'entrata si apre un primo cortile, dove si notano i resti di una chiesetta a 3 absidi, la cui origine è databile al X secolo, al tempo delle incursioni degli Ungheri. La struttura è stata in parte inglobata nella cortina muraria durante l'ampliamento voluto da Cansignorio. Proseguendo, una porta saracinesca dà l'accesso al secondo cortile, il più ampio, che serviva da rifugio alla popolazione in caso di assalti nemici. Sopra la porta, rivolto all'interno, un affresco del 1321 mostra la Madonna che accoglie i fedeli, in un gesto di protezione. Nel cortile sono visibili tracce di edifici che probabilmente fungevano da alloggi dei soldati. Il terzo cortile, il più elevato, si raggiunge tramite una scaletta in ferro che porta alla soglia dell'apertura, posta in quota maggiore per ostacolare i nemici in caso di attacco. Al centro del cortile spicca un pozzo veneziano, con i segni delle scanalature lasciati dalle funi usate per attingere l'acqua. Nel muro sono impressi i segni di una struttura a 2 piani che doveva servire sia da alloggio che da cucina per la truppa, come testimonia la canna fumaria di un camino per la cottura del pane. Inoltre, sembra che dovesse funzionare un'officina per la fabbricazione delle armi. Nella parte più elevata domina il poderoso mastio, poggiante su un bastione scarpato in pietra,
Esso rappresenta il più strenuo baluardo di difesa e al suo interno, in basso, sta un locale adibito a prigione e a luogo di tortura, dove è stato rinvenuto un cumulo di ossa umane. Addossata alla cinta meridionale sorge la casa del capitano, che ospitava la guarnigione del presidio. Si cela nella parte inferiore il corpo di guardia, con soffitto a crociera poggiante su pilastri in pietra. Al suo interno sono visibili armature e attrezzi militari del tempo. Salendo l'elegante scala esterna si accede alla sala detta della Caminata per la presenza di un grande camino, che ora è sede di un piccolo museo. Una porta permette di uscire nel belvedere, racchiuso da merlature e sovrastante la valle. Una porta dà sulla camera da letto del capitano, dove l'arredo curato ben si addice al rango del signore del castello. Si può ammirare in questa sala il 200esco affresco del crocefisso tra la Madonna e la Maddalena. Sull'altro lato si accede alla sala da pranzo, con pareti sontuosamente decorate e la tavola imbandita con stoviglie dell'epoca. Nella stanza attigua sono esposti i ritratti di Dante e dei più importanti personaggi dell'epoca scaligera. Da qui, salendo su una stretta scaletta in pietra, si raggiunge il cammino di ronda, fino a raggiungere la sommità del Mastio, da dove si può ammirare un magnifico panorama che spazia dai Monti Lessini alla pianura padana.